Grazie dell'invito e buongiorno a tutte e a tutti. Sono Susanna Maggioni, sono vicepresidente di FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta. E copio da chi mi ha preceduto due parole, su chi sono, perché arrivo qua e dicono ma chi è questa? E vengo dalla bicicletta, nel senso che il mio percorso è stato grazie alla bicicletta. La bicicletta mi ha fatto fare un viaggio incredibile. Ho iniziato pedalando, sono diventata presidente dell'associazione locale di Treviso, poi sono entrata nel coordinamento Veneto e poi mi sono ritrovata in corsa per la presidenza di FIAB. Ho perso per 3 voti, ma sono vicepresidente, il che vuol dire che faccio un sacco di cose bellissime senza avere tutta la responsabilità della presidenza. Questo in soldoni. Il tema di cui mi è stato chiesto di parlare è un tema vastissimo, cercherò di essere molto veloce. Una doverosa introduzione di chi siamo, cosa facciamo per chi non ci conosce. Esistiamo da più di 30 anni e ci occupiamo appunto della promozione della mobilità ciclistica in Italia. Un compito, non ve lo nascondo, molto difficile, sfidante. Nelle sue accezioni sia per quanto riguarda il cicloturismo che per quanto riguarda la mobilità urbana. Abbiamo moltissime sedi locali e una rete straordinaria di volontari. Siamo un'associazione che si basa praticamente solo sul lavoro dei volontari, a differenza delle nostre consorelle, di molte delle nostre consorelle che come noi sono membri della European Cyclist Federation. Praticamente il nostro lavoro si basa quasi esclusivamente sul tempo e sull'entusiasmo e la passione dei nostri volontari. Appunto siamo parte della Federazione Europea dei ciclisti. Abbiamo tutta una serie di collaborazioni con vari enti e passo subito ad affrontare la prima parte di questa diade, cioè la ciclabilità urbana. C'è tutta una serie di considerazioni, io non lo nascondo, essendo un periodo molto intenso ho riciclato un po' di cose che avevo presentato in altre occasioni che mi sembrava potessero essere interessanti. Come è già stato inquadrato dal professor Munarin, tutto quello che si muove intorno alla questione della ciclabilità non ha solo a che fare con le biciclette, ma ha a che fare con tutto il tema vasto della vivibilità delle città e di quanto le persone sono soddisfatte di vivere in un determinato territorio. Ci sono fior di statistiche che ci fanno vedere che il livello di soddisfazione dei residenti per le proprie città è praticamente una percentuale che può essere sovrapponibile al livello di ciclabilità delle stesse città e questo ci dovrebbe far pensare. Abbiamo anche tutta una serie di studi che ci confermano di quanto la ciclabilità sia intimamente legata alla salute e al benessere delle persone, e questo chiaramente si collega anche a quello che dicevo prima. Veramente si apre un mondo quando si vanno a fare delle ricerche su queste questioni, si apre un mondo anche dal punto di vista accademico, con tutta una serie di riflessioni che diamo un po' per scontate. C'è la questione della mobilità delle bambine e dei bambini. Prima Elisa parlava di motonormatività. Noi stiamo condannando le nuove generazioni a una vita ai minimi termini, nel senso che li stiamo privando di tutta una serie di abilità, di competenze e di gioie quotidiane a cui non hanno più accesso. Una delle attività che come FIAB organizziamo tutti gli anni da più di 25 anni è Bimbi in Bici.
grazie alla quale, credo, mi conferma il professor Munarin, molte persone hanno iniziato a pedalare con la propria famiglia, nutrendo una generazione nuova di appassionati / fanatici della bicicletta. In una delle ultime edizioni che abbiamo organizzato localmente a Treviso, abbiamo organizzato questa festa finale dove arrivavano in bicicletta i bambini e le bambine con i loro genitori e con una serie di attività. C'erano le storie, c'erano gli strumenti musicali, c'era la possibilità di disegnare, eccetera. La cosa che ha più avuto successo, oltre alla pedalata in se stessa, il salto della corda. Ci siamo ritrovate volontarie ultra sessantenni a dover insegnare alle bambine e ai bambini a saltare la corda perché non lo avevano mai fatto in vita loro. Ecco, questo è il tipo di vita a cui stiamo condannando le bambine e i bambini. Anche qui ci sono fior di studi che ci dicono che le bambine e i bambini che arrivano a scuola a piedi o in bicicletta sono più svegli, più motivati, più felici. Ecco, c'è un bellissimo disegno. Qui alla vostra sinistra vedete il disegno della città fatto da una bambina o un bambino che viene portato a scuola in macchina, a destra il disegno della città di un bambino o di una bambina che a scuola ci va a piedi o in bicicletta. Ecco, poi c'è la questione dello spazio, della capacità, è inutile che mi dilungo, c'è una questione proprio di portata, di portanza dei mezzi di trasporto, che è assolutamente vergognoso quanto spazio dedichiamo a dei mezzi di trasporto che sono assolutamente inefficienti per spostare le persone. Ecco, la questione della salute vediamola anche sotto nell'ottica di economia, cioè la questione della salute è anche una questione economica, è soprattutto una questione economica. Quindi andando a lavorare su una visione dello spazio pubblico, del trasporto, della vita quotidiana delle persone che non sia esclusivamente motonormativa, andiamo a lavorare sulla salute, ma andiamo a lavorare anche sulla ricchezza dei territori. Ecco, qui non mi dilungo sulla questione delle sostanze inquinanti e delle microparticelle, sono cose che sappiamo bene. Sempre relativamente al discorso degli studi fatti, ho trovato molto interessante anche gli studi fatti sulla correlazione del beneficio, il costo-beneficio, nel senso che alcune persone dicono ma vado in bicicletta, alla fine mi respiro più inquinanti che se non andassi in macchina. Non è esattamente così, comunque i benefici sono maggiori e questo è stato fatto proprio uno studio. Ecco, poi come è stato ricordato sempre da Elisa c'è la questione di genere. La maggior parte degli spostamenti vengono considerati, si considera che gli spostamenti avvengano da un punto A a un punto B per andare al lavoro, mentre invece c'è tutta una mobilità che non viene considerata, risulta invisibile, che è la mobilità di cura, la mobilità delle donne, e con delle esigenze diverse e soprattutto risente in modo molto marcato della ghettizzazione dei percorsi ciclabili, dove i percorsi ciclabili sono brutti, sono mal sicuri, sono inquietanti e una donna che si muove in città non ci va in bicicletta perché ha paura. Ecco, quindi sono questioni che vanno tenute in considerazione da chi si occupa di fare le famose piste ciclabili quando sono necessarie. Ecco, perché poi si rischia appunto che ci si riduce a una guerra tra poveri, no? Tra pedoni e ciclisti. Ecco. La questione economica
come dicevo, è rilevante. Mi scoccia un po' dire copiamo dagli olandesi, però, scusate, hanno fatto i loro conti. Hanno deciso di costruire sotto la stazione centrale, io ci sono stata ed è stata una delle emozioni più grandi della mia vita, quella di passare per il parcheggio delle biciclette di Utrecht, 12.500 posti, perché chiaramente non possiamo solo pensare a fare ciclabili, a moderare la velocità, eccetera. Dobbiamo anche pensare che la gente deve avere un posto dove metterla la bicicletta, ecco, perché se no non la usa. Costato 30 milioni di euro. Hanno fatto i loro conti, hanno visto che comunque ci guadagnavano. Malgrado l'investimento iniziale ingente, c'era comunque un guadagno per la comunità. Quindi ogni euro speso in ciclabilità ha delle ripercussioni in termini di salute pubblica, tempi di percorrenza, congestione, sicurezza, manutenzione stradale, perché ovviamente le biciclette sono più leggere e quindi più biciclette ci sono, meno lavori ci sono da fare di manutenzione sul fondo stradale, eccetera, eccetera, l'inquinamento, eccetera. Dunque, vado abbastanza veloce. Per le città c'è bisogno, fondamentalmente, lo sappiamo, di una certa dose di coraggio, di visione a lungo termine che purtroppo non è sempre disponibile da parte della parte politica, che tende ad avere una visione più miope, più di breve termine. Quindi ci vuole una certa dose di coraggio per affrontare quella che viene chiamata la collina dell'isteria, cioè la prima reazione di pancia da parte di quella che, diciamolo, è una minoranza rumorosa, perché invece poi la maggioranza silenziosa, una volta che sono state introdotte determinate innovazioni rispetto allo spazio pubblico, alla vivibilità, alla sicurezza, eccetera, non vuole più tornare indietro, e questo è dimostrato, anche questo scientificamente, in tutte le città che hanno adottato determinate politiche. Ecco, in una qualsiasi cittadina, qui Treviso, mi sono messa a contare così per sport, in un'ora, in una giornata normalissima durante la settimana, sono passate più di 100 persone in bicicletta mentre io prendevo l'aperitivo con mia mamma. Se fosse passata in macchina, l'aperitivo sarebbe stata un'esperienza meno piacevole. Ecco, ci sono molte risorse disponibili. Passiamo adesso alla seconda questione della Diade. Vado molto veloce. Oh, c'ho ancora tempo? Ah, ok. Grazie. Fammi dei gesti ogni tanto, se vedi che... Perché sai com'è, no? Queste cose ci appassionano, esatto. Ecco, allora, la questione cicloturismo è stata già inquadrata perfettamente. C'è un piccolo problemino, Houston abbiamo, ed è quello di contare i cicloturisti. Non esiste una dashboard nazionale che ci dica quanti sono effettivamente i cicloturisti, a differenza di quello che esiste in altri paesi. Allora, bisogna andare a vedere un po' i casi particolari e poi fare delle estrapolazioni statistiche. L'ho detto, ma non chiedetemi altro, perché io a scuola in matematica avevo 5, quindi io copio, vi dico le cose, poi andate a vedervele voi. Chiaramente abbiamo esempi illustri come la ciclovia Treviso-Ostiglia, con una serie di dati di tutto rispetto, perché comunque hanno installato i contabici, hanno contato quanti caffè venivano bevuti nel chioschetto di Christian, è un metodo scientifico infallibile, e quindi hanno più o meno un'idea sia di quello che sono i costi sia di quello che sono i benefici.
Abbiamo appunto l'esempio di Christian che sta addirittura pensando di fare un grosso investimento, e questo ci dà l'idea di quello che effettivamente lui tocca con mano ogni giorno. Poi abbiamo i dati del Trentino, anche qui abbiamo un sistema di contabici, e poi abbiamo i famosi bicigrill dove in maniera molto così arcaica possiamo vedere, in base al numero di persone che ci lavorano, quale sia effettivamente il ritorno economico per il territorio. Abbiamo altre eccellenze in Italia come la ciclovia dei Parchi della Calabria, che ha fatto un lavoro egregio di collazionare i dati dei passaggi con i dati delle strutture, in modo da avere un'idea abbastanza precisa di quello che era la ricaduta economica. Lo stesso dicasi per un altro percorso permanente, la Sicily Divide. Anche qui hanno fatto un lavoro molto buono di andare a raccogliere i dati dalle strutture, oltre alla credenziale, lo stesso studio è stato fatto anche da invece un evento che è il Tuscany Trail, anche qui con dei numeri di tutto rispetto. Quindi da questi casi possiamo estrapolare dei dati che ci dicono effettivamente qual è l'interesse per i territori di sostenere, promuovere, coltivare il cicloturismo, e non entro neanche nella questione destagionalizzazione dei flussi turistici e quant'altro. Ecco. Faccio un attimo un cappello per dire come entriamo noi in tutto questo. Noi abbiamo la rete Bicitalia che è entrata a far parte del sistema nazionale delle ciclovie turistiche. Abbiamo un nuovo sito dove abbiamo integrato i percorsi Bicitalia che integrano i percorsi Eurovelo europei che insistono nel nostro paese, integrando anche le strutture alberghiere che sono bike friendly. Questo per dire cosa? Per ricordarvi che siamo noi di FIAB centro di coordinamento nazionale della rete Eurovelo in Italia. Lo scopo del centro di coordinamento è quello di appunto promuovere la rete e fare in modo che le regioni completino i percorsi per facilitare appunto i flussi importanti di turisti che arrivano dall'estero. Vi ricordo che ancora per il momento, finché non ci porta via il primato la Spagna, che sta lavorando molto bene, l'Italia è la destinazione numero 1 da parte dei cicloturisti europei. Una cosa interessante è che se voi andate sul sito di Eurovelo c'è tutta una serie di materiali e di studi sui flussi e sulle percorrenze, perché hanno visto che effettivamente, e qui mi riallaccio al nostro quesito iniziale, i percorsi cicloturistici non vengono utilizzati solo dai turisti, ma vengono utilizzati anche dai residenti. La cosa è interessante, specialmente in un paese come il nostro, l'Italia, dove abbiamo una grande densità abitativa e una grande densità di città storiche, borghi meravigliosi, tutti abbastanza vicini, e quindi chi viene in bicicletta a visitare il nostro paese ovviamente non è che va a fare solo la ciclovia così nel nulla, chiaramente collega dei posti meravigliosi e interessanti. Quindi è ovvio che il cicloturismo e la ciclabilità quotidiana sono intimamente collegati, perché le infrastrutture che servono i cicloturisti servono anche
i residenti, e ne è un esempio anche la Treviso Stiglia. Mi diceva appunto la dottoressa Crivellaro che loro hanno visto proprio un incremento dell'utilizzo dell'infrastruttura da parte degli abitanti locali, perché è bellissima, perché è dritta, è lineare, è fresca, è ombreggiata, e quindi viene utilizzata anche per gli spostamenti quotidiani di chi va al lavoro, chi va a scuola, eccetera. Quindi un'infrastruttura ben progettata può servire due padroni: il commuter urbano e il cicloturista rurale. Ecco, chiudo accennando brevemente all'incontro molto interessante che abbiamo avuto alla Fiera del Cicloturismo a Padova sugli stati generali della ciclabilità del Veneto, in cui abbiamo chiesto conto agli assessori e ai tecnici dei principali centri della regione a che punto erano, e ne sono emerse delle osservazioni interessanti. Appunto sulla necessità di spostarsi da un'urbanistica focalizzata sulla città su misura per le auto a una città su misura per le persone. E soprattutto è uscita la necessità di lavorare sulla comunicazione, sulla cultura della ciclabilità, perché appunto nei contesti urbani sappiamo che, come è stato visto nello studio per il PUMS di Treviso, il 29% degli spostamenti in auto è inferiore a 2 chilometri e il 40% intorno ai 3 chilometri. Queste sono cifre che dovrebbero veramente farci impallidire, perché non ha nessun senso. Quindi nelle città c'è bisogno di visione, di coraggio politico e del bastone e della carota. Quindi offrire le possibilità di usufruire della bicicletta per gli spostamenti, quindi mobilità sicura, facile, intuitiva, connessione tra i percorsi, ma anche disincentivare l'utilizzo dell'auto privata, facendo pagare i parcheggi il prezzo giusto, riducendo il numero dei parcheggi, riducendo la velocità nei centri urbani. C'è tutta una serie di mezzucci che possiamo mettere in campo. Ecco. E automaticamente, come dicevo, le due cose poi vanno di pari passo. Quando io facilito gli spostamenti, la mobilità, la vivibilità dei centri urbani, automaticamente quei centri urbani diventano più attrattivi anche per i turisti, non solo per i residenti. E mi riallaccio alla questione del destination management. L'ambizione di un vero turista è quella di essere un residente temporaneo, quindi avere una percezione del territorio quale quella che ne ha il residente permanente. Ecco, qui vi lascio queste riflessioni di ECF che abbiamo invitato appunto al nostro convegno, poi penso che verranno condivise le presentazioni, quindi per qualsiasi cosa sono a disposizione, e approfitto, mi tocca, per ricordare agli amministratori e ai tecnici qui presenti questo importantissimo appuntamento che sarà il mese prossimo a Rimini. È la più grande conferenza mondiale su questi temi della ciclabilità, della mobilità, della vivibilità degli spazi urbani, e noi come FIAB siamo riusciti ad ottenere un ingresso gratuito per ogni comune italiano aderente ad ANCI o a comuni ciclabili. Grazie. Grazie Susanna, visto che ci sono un po' di testimoni qui, prima Susanna ha mostrato la mappa della ciclabilità messa a punto dalla FIAB qualche anno fa, no? FIAB Italia e la rete della ciclabilità.
Quella rete di ciclabilità FIAB, grazie a me e ad altri 3 valorosi miei compagni, è diventata la base del piano generale della mobilità ciclistica nazionale, fatto con il precedente governo, con il precedente ministro dei trasporti. Con questo di oggi sarebbe un po' difficile. Lo dico, abbiamo parlato in un'audizione. ecco, lo dico qui perché prima o poi mi aspetto almeno una medaglia da parte di FIAB. Va bene? Ok.